e si parte verso la Baita Segantini con salitina easy, con calma, nessuno ci corre dietro. Qua si va alla Venegiota, Passo Rolle e alla Baita Segantini. Giornata stupenda, neanche la nuvola, fantastico. Oh, quanto bene si sta, altro che andare a lavorare oggi. Questa è la Baita Venegiota, la maestosità di questo gruppo roccioso, tanta roba. Sentiero 710, quinto chalet, rifugio Volpi al Mulaz. Che silenzio, che pace. Solo io ci sono qua. Oh là. Andiamo verso la Segantini, che è là in alto. Ah, che posto fantastico qua. Non si bisognerebbe venire a dormire in tenda. Mamma mia. Tutta un'altra cosa col sole. Dovrebbero mancare circa 100 metri di dislivello ormai, di poco. Ho fatto 406 metri per 6 km. Insomma, dai bene un'ora e mezza. La mucche. Quante mucche oggi? Quante mucche al pascolo? No?
Questo è un macello di gente. Adesso non ti... Fracasso di gente. Attraversamento Mucca. Adesso siete robe sopra una cacca. Grazie. Aspetta Mucca. Attraversamento Mucca. Vabbè. Il drone. Siamo cambiati la maglietta, levato il casco, messo via il drone e giù come se nulla fosse. Ciao Mucca, cosa fai in mezzo al bosco tu? Cosa fai in mezzo al bosco? Cosa fai in mezzo al bosco tu? Cosa fai? Senti che pusha che sta questa telecamera, senti che pusha, senti che pusha.